Saluto a tutti e compa qui in Balagna, siamo in paese di Gurbar a settimana, se una dappa in scuola bislingua di Ubaese, redremo subito a zo direttrice Santa Alfonsi. RCFM e Campacui. Allora, io adesso 6 anni che sono qui in Gurbar. Ho fatto i miei studi all'Università di Corsica, ho passato un concorso, prima ho fatto 3 anni in una scuola di Belgue e dopo ho avuto posto qui e dunque sono maestra e direttrice della scuola. Allora, questa scuola è veramente una scuola paesana perché qui abbiamo la mairie con noi, abbiamo un vero sostegno della mairie, lavoriamo insieme e abbiamo qui i idee di due paesi perché qui siamo ciò che si chiama RPI. Non siamo gruppati, c'è una parte che è in Santa Ribarada, dunque i giughi, e noi qui abbiamo i Maio. Dunque è veramente una scuola di paese con tutti gli idee di Santa Ribarada e di Gurbar. È una scuola bislingua. Allora, soprattutto io paese, appena i più di Santa Ribarada che di Gurbar, ma che può cambiare da anno a anno, perché qui forse qui ci sono andate in due, ci sono stati più idee di Santa Ribarada che di Gurbar, ma no, veramente c'è un'ugualità. Siamo pochi numerosi e facciamo un lavoro più preciso con i nostri scolari. Possiamo seguirli veramente, perché qui ci conosciamo tutti, conosciamo le idee, conosciamo anche le famiglie, e abbiamo una relazione di confianza con i parenti e con tutti i nostri partenari, dunque non di radio che è piuttosto positivo. Allora, certi progetti, un progetto nella legologia, adesso parecchi anni che seguiamo con l'associo Wati, abbiamo di noi un progetto di nutrizione con Anne Farucci. Dopo c'è un progetto scuola e cinema e questi fa un mese di giugno a bere un filmetto di Fioramos con i nostri scolari giusto appunto per appoggiare appena i più nella lingua corsa. Di mantenere i nostri effettivi perché chi si può sempre essere una chiusura di classe e questo è un affare che per noi non è mica possibile, dunque di va crescere i nostri effettivi con i nostri scolari e di continuare a dare l'insegnamento o meglio possibile perché i nostri idee siano capaci di essere autonomi e di valere au collegio senza avere difficoltà. Et demain, le patrimoine du village de Corbara sera à l'honneur. On en parlera avec Caroline Legal, adjointe au patrimoine et à la culture, donc à la mairie de Corbara. À demain, donc, pour notre troisième étape des Campacui sur la commune de Corbara. RCFM e Campacui.